secondo voi, quindi secondo te, che percezione ha il mondo studentesco dell'ERSU e del CDA? Credete che sia percepito come un riferimento lontano e irraggiungibile? E se sì, quale potrebbe essere un modo per avvicinare gli studenti all'ente, in modo che gli universitari possano così contribuire a farlo diventare ancora di più un ente a misura di studente e di incidere sulle decisioni che verranno prese? Secondo me è una domanda molto importante, anche perché su quello che è stato il mandato che abbiamo portato avanti finora con Alice Marras, ricordiamolo, rappresentante di Unica 2.0 all'ERSU in questi ultimi anni, la trasparenza è una delle prime cose che abbiamo sempre portato avanti. Prima di Alice Marras l'ERSU era totalmente inesistente agli studenti, nessuno sapeva cosa faceva l'ERSU. Per vedere un comunicato del rappresentante degli studenti si doveva andare da qualche altra parte. Con Alice e con Unica 2.0 soprattutto abbiamo iniziato un percorso che è andato sempre più in alto di comunicati. Tutti lo possono vedere. Oggi sappiamo che Facebook è uno dei mezzi di informazione più forti che abbiamo. Okay. Se qualcuno va nella pagina di Unica 2.0 trova tutte le note, tutti i comunicati che il nostro gruppo ha fatto da quando siamo entrati in quel CDA sino alla fine. Questa è una cosa molto importante, perché in questo modo tutti gli studenti possono conoscere tutto quello che fa l'ente, tutto quello che decide l'ente nel giorno X e anche tutto quello che piano piano va a deliberare. Oltretutto abbiamo anche fatto in modo che venissero pubblicate sul gruppo, sul sito dell'ERSU tutte le delibere del Consiglio di amministrazione. Questa è una cosa molto importante. La percezione che gli studenti hanno dell'ERSU è poca purtroppo. Il lavoro da fare è ancora tanto. Il problema lo vedremo anche il 21 e il 22 maggio molto probabilmente, ma questo in generale riguarda tutte le lezioni universitarie e sicuramente quello dell'affluenza. E quello dell'affluenza è molto un problema soprattutto per l'ERSU, perché l'ERSU non è un posto dove si scherza. L'ERSU non è un posto dove... Non è il consiglio di corso di beni culturali, con tutto il rispetto per consiglio di corso e per qualsiasi consiglio di corso dove è molto importante lavorare. Tuttavia l'ERSU è un ente strumentale della regione, decide tutto quello che riguarda il diritto allo studio, decide sulle borse di studio, non solo, decide sul fitto casa, decide sui servizi, su come portarli avanti, sulla qualità dei servizi. Questa è una cosa molto importante. Avvicinare l'ERSU agli studenti, secondo noi, è molto semplice. Basta semplicemente continuare sulla strada che abbiamo intrapreso, di comunicare con gli studenti. Quando ci sono i problemi delle case, Unica 2.0 nelle case si è sempre vista, c'è sempre qualcuno di Unica 2.0 all'interno delle case, e quello che voglio dire è che noi non abbiamo liste personalistiche, non puntiamo a Francesco Pitirra. Francesco Pitirra sarà il portavoce di Unica 2.0, ma Unica 2.0 è un grande gruppo dove all'interno ci sono fuorisede, pendolari, in sede, ci sono idonei non beneficiari, ci sono beneficiari, cioè tutta la classe di studenti, classe tra virgolette chiaramente, che si occupa di tutti i problemi ogni giorno. Allora, per la domanda che mi avete posto, il mio primo punto nel programma è infatti proprio la comunicazione e la trasparenza. Una trasparenza è una comunicazione che tra l'ente, ERSU e gli studenti non si vede, perché molti studenti all'interno dell'Ateneo non sanno nemmeno cos'è l'ERSU. Sì, lo sanno quando devono andare a lamentarsi, quando devono vedere la gradatoria, perché magari risultano idonei non beneficiari, questa grande maggioranza di studenti, ma al di fuori non sa neanche cosa delibera il Consiglio di amministrazione. Le delibere non le ha mai trovate nel sito, seppur ci sono. Un punto molto importante, una comunicazione, perché il rappresentante, essendo unico, il rappresentante degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'ERSU, una comunicazione che deve avere lo stesso con tutti gli studenti dell'Ateneo. Infatti io ho programmato degli incontri mensili nei vari poli, nelle varie case dello studente, nelle mense, degli incontri con il personale dell'ente ERSU e degli incontri con il personale esterno all'ente ERSU, come ad esempio le guardie che lavorano all'interno delle case dello studente, che anche loro fanno parte della casa dello studente, per prendere carico dei problemi che ci sono all'interno delle case, all'interno dei vari poli, come ad esempio, lo ribatto ancora una volta, quello di Viale Fra Ignazio, che non è dotato di una mensa.
E poi anche un aggiornamento costante attraverso il web, attraverso Facebook, visto che è stato citato e visto che lo abbiamo praticamente tutti, e che permette di comunicare attraverso dei commenti, attraverso delle domande, per rendere lo studente proprio parte attiva delle decisioni del rappresentante in seno al consiglio di amministrazione. Riguardo a questo punto credo sia fondamentale dialogare con gli studenti. Noi, chiunque uscirà, sarà il rappresentante di tutti gli studenti. Quindi gli studenti devono essere informati di quello che faremo, che facciamo, di quello che sarà deciso nel CDA dell'IRSU. Quindi sì, io organizzerò periodicamente delle assemblee in cui illuminerò, diciamo, gli studenti di quello che si sta facendo al CDA dell'IRSU, li informerò tramite Facebook, ma soprattutto cercherò di coinvolgerli anche creando nuovi servizi per tutti. Non tutti usufruiscono dei servizi IRSU, la maggior parte degli studenti non ne usufruisce. I servizi IRSU che ci sono fondamentali, perché comunque l'IRSU deve garantire il diritto dello studio a tutti, e tutti hanno diritto di studiare, di poter studiare, e i servizi che ci sono garantiscono questo bene o male a tutti. Però anche chi non usufruisce di questi servizi paga la tassa IRSU e ha diritto ad usufruire dei servizi IRSU. Quindi cercheremo di creare nuovi servizi per tutti, di dialogare con gli studenti, di chiedere a loro, di renderli protagonisti di quello che decidiamo noi, che deciderò io in quanto rappresentante degli studenti. Grazie. Per quanto mi riguarda, penso che non ci sia un grande rapporto tra l'ente e gli studenti. Per la maggior parte degli studenti dell'Ateneo di Cagliari l'ente è la mensa e il fitto casa. Questo è un problema sia da parte degli studenti sia da parte dell'ente. Non si tratta di un rapporto che veda solo la questione di delibere, di decisioni o di quant'altro. Naturalmente, e anche questa è una cosa fondamentale, per quanto ci riguarda il sito dell'ente deve essere rivisto, deve essere di una più facile fruizione, le delibere naturalmente è giusto che vengano messe in rete, che si usi Facebook, che il rappresentante degli studenti, ci mancherebbe altro che non faccia delle periodiche riunioni, delle periodiche assemblee, che vada ogni mese nella casa dello studente, che vada ogni mese lì, che vada ogni mese là. Il problema è come si pone l'ente verso gli studenti. Per quanto mi riguarda, se non fosse per i diretti collaboratori dell'ente, a me sembra quasi di essere trattato come un numero, sembra di essere la matricola per quanto riguarda altri funzionari dell'ente, che sono dei ruoli che non tutti conoscono, non si sa quanti ce ne sono, non si sa chi sia responsabile di quello o dell'altro, ma soprattutto chi ha un determinato ruolo non cerca il dialogo con gli studenti. Io, se devo essere sincero, posso parlare delle case, per esempio. Non tutti i direttori cercano un dialogo con gli studenti. La responsabile mensa alloggio non la vedi quasi mai. Queste sono le cose fondamentali, non è semplicemente le decisioni, non sono semplicemente quelle cose tecniche di cui si può parlare, è un rapporto umano che deve essere, per comprendere i problemi, poterli analizzare, poter decidere come migliorarli, ci deve essere anche un dialogo umano tra l'ente e gli studenti. Grazie.